È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Paulo Dybala è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Il fuoriclasse argentino, attualmente in forza alla Roma, ha addirittura trattato con la dirigenza del Napoli quando Cristiano Giuntoli era ancora il responsabile del mercato del club. Il giocatore non era contrario all'idea di trasferirsi in Campania e i colloqui con i suoi agenti sono andati avanti. Tuttavia, l'affare prese una piega inaspettata e finì per non concretizzarsi. I motivi? Richieste salariali elevate e questioni tattiche. Il Napoli, sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis, non era disposto a pagare quanto Dybala voleva, tenendo conto del budget del club. Inoltre, l'adattamento dell'argentino alla formazione 4-3-3 della squadra ha sollevato dubbi. Per non parlare della sua storia di frequenti infortuni, che hanno pesato sulla decisione finale. Dybala è rimasto alla Roma, dove è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi. Il Napoli, invece, ha preso una strada diversa ed è riuscito a vincere il terzo scudetto della sua storia con una squadra che si è adattata perfettamente alla visione del club. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che il Napoli avrebbe dovuto ingaggiare Dybala? O sarebbe stato meglio investire in una squadra più equilibrata? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione.